Le priorità, come ho detto da sempre in campagna elettorale, sono principalmente due. La prima riguarda la grande sfida del PNRR. Abbiamo dimostrato, partecipando a 38 bandi, di essere stati assegnatari di contributi per 13 milioni 346 mila euro e per molti altri progetti siamo ancora in graduatoria. Se i cittadini ci daranno fiducia, sono sicuro che riusciremo a concretizzare delle grandi opere per il nostro territorio. Progetti che guardano al futuro, dunque, per Marco Perin, protagonista dello strappo con la Lega nel comune di Vedelago. Corre da civico e non con il simbolo del carroccio, che invece sostiene l'avversario. Se eletto, ha già in mente quale sarà la prima azione da primo cittadino. La primissima azione sarà la posa della prima pietra delle strutture per le quali abbiamo già affidato i lavori, quindi mi riferisco al Polo dell'Infanzia a Barcon, all'asilo nido di Casacorba e alle 3 piste ciclabili di via Castellana, via Spada e via Nazionale. E poi subito l'approvazione in Consiglio del piano degli interventi. Le persone più che i partiti, secondo Perin, a vincere questa tornata elettorale. Vedelago ha dimostrato che contano molto di più le persone dei partiti e questo è stato un grande segnale per me di cui ne sono orgoglioso. È stata una campagna elettorale intensa, però come ho sempre fatto in tutte le campagne elettorali che ho affrontato, mi sono confrontato con le persone, io sono un uomo del popolo, vivo in mezzo alla gente ed è stato anche un momento per capire quali sono le reali esigenze dei nostri cittadini.